Eccoci in diretta, viene in vacanza sulle montagne bellunesi e scrive su Facebook pesanti offese. 44enne bresciana, condannata ora dal Tribunale Civile di Belluno a risarcire con 11.000 euro il comune di Roccapietre. Dopo le condanne penali nei confronti di Laura Internicola è arrivata anche una sentenza civile per gli insulti agli abitanti di Roccapietre. Da Vaia alle aule di tribunale per i serralli di Sottoguda, devastati e da allora in attesa di poter tornare alla pubblica fruizione. Connessi ai danni causati dal tornado sono finiti a giudizio epiteti scurrili ed altri quali lazzaroni ed assistenzialisti scritti dalla turista bresciana non nuova a esternazioni offensive e relative condanne sul proprio profilo Facebook. La diffusione allargata fu dovuta al fatto che Laura Internicola si era taggata sulla pagina Serralli di Sottoguda, rivolgendosi quindi in maniera inequivocabile alla popolazione di Roccapietre e poi agli agordini in genere. Diffamazione che ha portato alla condanna dell'autrice ad un risarcimento di 11.000 euro nei confronti del comune e alla pubblicazione del dispositivo stesso. La notizia sulla condanna a risarcire il comune di 11.000 euro da parte del Tribunale Belluno alla nostra detrattrice che post Vaia ci aveva apostrofati con parole abbastanza pesanti, dico ci aveva perché aveva apostrofato con parole pesanti l'intera popolazione del comune di Rocca, in quanto lei riteneva che fossimo degli assistenzialisti incapaci eccetera, non sto qui a elencarle, c'è scritto nella sentenza bene comunque. La condanna è esemplare perché sta a dimostrare finalmente che anche sulle pagine Facebook non si può scrivere tutto quello che si vuole. I leoni da tastiera non possono scrivere tutto quello che vogliono. Ad accorgersi di quanto scritto prima il 12 gennaio 2019 e poi ancora 10 giorni dopo fu la consigliera comunale Lucia Farenzena. L'azione legale da parte dell'amministrazione comunale fu immediata ed ora ha avuto soddisfazione dopo un lungo e complesso carteggio tra le parti grazie alla sentenza emessa dal Tribunale di Belluno. Domenica si vota per scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico. Noi ci auguriamo che questa delle primarie di domenica sia per noi un grande momento di partecipazione, perché abbiamo bisogno di dare vita ad un nuovo Partito Democratico con una leadership forte che sappia fare il lavoro di opposizione come stiamo facendo in questo periodo e che sappia proporsi come alternativa presto. Chiunque da lunedì sarà chiamato a guidare il primo partito di opposizione al governo, il Partito Democratico, dovrà far salire sul carro anche gli avversari. Nella sfida che i sondaggi danno peraltro già vinta tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, il segretario del PD Veneto Andrea Martella si augura emerga un nuovo gruppo dirigente, un partito soprattutto rigenerato. La richiesta più forte che viene dalla nostra base è quella che finito il congresso e bisogna essere uniti e che finito il congresso bisogna continuare a lavorare. C'è una voglia di un partito democratico robusto, forte, presente sul territorio e al contempo c'è una voglia di rinnovamento, una necessità di fare entrare nuove energie, nuove forze. Ecco, i due candidati rispondono sicuramente a queste necessità. 400 i seggi allestiti in Veneto, sarà possibile votare anche online per chi fosse impossibilitato. Urne aperte dalle 8 alle 20, potrà votare anche chi non è iscritto al partito. Io sono certo che più alto sarà la partecipazione e più forte sarà il Partito Democratico. Un'ultima notizia che riguarda il nostro gruppo, il gruppo Media Nord-Est ha acquisito in esclusiva in chiaro i diritti per la fase finale della Coppa del Re. Il grande calcio spagnolo sarà in diretta su Tele Nord-Est i prossimi mercoledì 1 e giovedì 2 marzo con le sfide dirette, il ritorno tra le big. 5 sfide con i match di ritorno il 4 e il 5 aprile e naturalmente la finalissima il prossimo 6 maggio, sempre in diretta in chiaro su Tele Nord-Est. E l'ultima notizia, vi lascio la previsione del tempo, grazie, buona serata.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Pressione via via sempre più debole, tempo a tratti instabile. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 24 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente coperto e localmente nebbioso. Non si escludono modeste precipitazioni sparse sui monti e localmente anche in pianura. Quota neve intorno ai 1300-1500 metri. Temperature stazionarie minime tra 5 e 6 gradi, massime tra 9 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo nuvoloso con possibili nebbie, possibile anche qualche debole precipitazione specie verso le prealpi. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove saranno possibili maggiori schiarite soleggiate sui settori settentrionali, altrove molte nubi. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime sui 10-11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.